94 minuti di fuoco tra Don Carlo Misilmeri e Athletic Club Palermo. Siamo qui con Massimo Tutrone, lo salutiamo. Salve. Mister, facciamo subito una domanda. Un gol arrivato negli ultimi istanti, cosa ha pensato in quel momento? No, vabbè, certe volte capita di fare gol, certe volte che all'ultimo minuto, certe volte capita di subirlo. Loro ci hanno provato, hanno messo il cuore oltre l'ostacolo. Dispiace perché probabilmente il gol era viziato da un piccolo fallo di mani. Comunque, al di là delle recriminazioni, io penso che noi abbiamo fatto una grande partita in un campo difficile contro una squadra veramente forte, ben allenata, ben messa in campo, con individualità importanti. Mister Raciti aveva preparato la partita in maniera perfetta, tutto era andato bene, in effetti abbiamo subito poco nonostante la loro ovviamente reazione. Però ci prendiamo questo punto che è importante in un campo, ripeto, difficile contro una squadra che è nella parte alta della classifica. Mister, secondo lei il Don Carlo Misilmeri può puntare a quelle zone un po' più in alto in classifica? Assolutamente sì, è nelle zone alte della classifica e può starci tranquillamente. Certo, c'è un nugolo di squadre importanti, lo Sciacca, il Gela ovviamente, il Castellammare, il Piana, cioè il campionato della parte alta è molto bello e il Misilmeri ha tutte le carte in regola per poterci stare assolutamente. Con il pareggio oggi del Città di Gela, quanto sarebbe stato importante vincere questa gara? Ma a prescindere, per noi le vittorie sono, tutte le partite sono da vincere, quindi a prescindere da cosa fanno gli avversari, abbiamo la possibilità, essendo primi in classifica, di poter decidere il nostro destino. Il cavolo del campionato è lungo, per cui un pari in casa o un pareggio fuori casa poco importa. Ripeto, pareggiare in un campo come quello di Misilmeri contro una squadra importante è un buon risultato. Dispiace perché diciamo, l'abbiamo subito agli ultimi minuti, ma onestamente è una squadra che merita il nostro rispetto, l'abbiamo rispettata, l'abbiamo preparata molto bene, ripeto, mister Raciti ha preparato tutto in maniera perfetta. Probabilmente questo recupero non era previsto, scherziamo. Adesso parliamo un po' di campo, perché Spinola e Miccoli oggi forse non si sono trovati molto bene con i palloni. Cosa è successo? No, hanno fatto entrambi una buona partita, ci sono pure gli avversari che erano abbastanza grintosi e precisi in ogni intervento, quindi hanno lottato, hanno fatto quello che potevamo fare nelle nostre condizioni di gioco. Il primo tempo abbiamo manovrato un po' meglio, il secondo un po' meno, ma era normale. È una squadra che perde dentro casa, è normale che si butti in avanti in maniera anche certe volte molto sconsiderata, diciamo dal punto di vista tattico, e questo ti mette un po' in difficoltà, però loro hanno fatto una grande partita come tutto il resto dei ragazzi dove veramente hanno dato tutto. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima giornata contro il San Giorgio Piana, gara complicata contro un avversario molto ostico, come la preparerete? Adesso pensiamo, ci prendiamo questo punto, domani ci rilassiamo e martedì cominciamo a pensare al Piana, che è una squadra che merita assolutamente il nostro rispetto, una squadra che gioca bene, la seguiamo da un po' di giorni ed è una squadra che veramente gioca a calcio. Quindi la prepareremo nel migliore dei modi come sempre abbiamo fatto e come sempre faremo da qui a fine campionato.